Non condivido l'idea di dire che sono un'opportunità per gli albergatori che hanno lavorato poco quest'anno con il maltempo. E i profughi non sono un'opportunità, soprattutto in un territorio che ha già 200.000 disoccupati di suo. Prosegue l'ondata dei profughi nel veneziano. Domenica a Marghera ne sono arrivati 254 e ne sono attesi altri 600 nei prossimi giorni. Nel fine settimana appena trascorso hanno raggiunto il piazzale del centro commerciale Metro di Marghera 5 pullman. Il gruppo si aggiunge a quello già arrivato sabato sera al Villaggio Solidale di Milano. Ad ognuno di loro è stato consegnato un sacchetto di plastica e una mascherina da applicare sul volto. Poi, dopo essere stati identificati e smistati dalle forze dell'ordine, sono stati controllati dal punto di vista igienico-sanitario. Nonostante le strutture di accoglienza siano quasi ormai tutte piene, il progetto Mare Nostrum, coordinato dal Ministero dell'Interno, non si ferma e la Prefettura è già in allerta per i prossimi sbarchi. I profughi devono restare a casa loro perché noi abbiamo già dato, quindi noi non abbiamo assolutamente necessità di portare a casa ancora immigrati, visto e considerato che ne abbiamo circa 550.000 in Veneto. Dei 254 profughi giunti ieri a Marghera, 47 sono rimasti a Venezia, mentre gli altri si sono divisi nelle province del Veneto. La maggior parte sono uomini di giovane età. Intanto, a Oriago di Mira, 2 giovani afghani clandestini di 16 anni, nel tardo pomeriggio di domenica, sono stati trovati nascosti all'interno di un cassone di un camion durante un controllo sulla Romea.